Ok, caríssimos, siamo qua novamente a questo studio di esortare agli altri. È un argomento molto bello, ma tante volte delicato, perché abbiamo una falsa idea di che esortare è prendere l'orecchio, esortare è lavorare su un modo com ira, com amarezza, com dolore, imporre qualcosa. E stiamo com um concetto molto sbagliato di che cosa significa veramente esortare un agli altri. E esortare l'uni agli altri è una cosa stupenda, è bello, e è un concetto che Dio ci ha insegnato. E è su questo studio che noi vogliamo camminare in questo momento, in questo incontro. E leggiamo il testo di Esodo, scusate, Ebrei 3, 13. Potete aprire le vostre Bibbie, Ebrei 3, 13. Ebrei 3, capitolo 3, versetto 13. Dice così: ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Esortatevi a vicenda. Qual è l'obiettivo? Per non avere indurimento, che o cuore non si indurisca per la seduzione del peccato. Perciò esortare è una dimostrazione di attenzione, esortare è avere cura uno degli altri, esortare è avere questo spirito di stare presente nella vita degli altri, è vedere un progresso, la crescita dell'altra persona. Perciò è molto collegato esortare a motivare la persona a una strada, a continuare, oppure fare vedere alla persona o modo che deve cambiare e camminare. Esortare, stimolare, persuadere, essere un consigliere presente nella vita dell'altro. Perciò lo studio di questo momento, di questa lezione, è esortare un agli altri. E questa è una caratteristica importante per noi, e come fratelli. Perciò Dio è il grande Padre, è il grande Signore che ci ha insegnato questo principio di esortare. E leggiamo oggi, vediamo qualche testo biblico, il modo come Dio sta esortando i suoi figli. E staremo soprattutto nel libro di Ebrei 12. E possiamo vedere questo grande esempio del nostro Dio, di come Lui esorta i suoi figli. Ebrei 12, versetto 5 e 6. Perché Dio quando esorta è perché quando Dio dimostra il suo amore per noi. Ebrei 12, 5 e 6. Dice così: e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli? Figlio mio, non disprezzare la esortazione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge, il Signore esorta quelli che Ele ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Ossia, a grande dimostrazione di questo amore di Dio è quando Lui ci esorta. È quando Lui sta admoestando, correggendo, quando Lui sta agendo nella nostra vita. Se tu percepisci un Dio che comincia a esortarci, un Dio che comincia a dare entusiasmo alla nostra camminata, oppure un Dio che percepisce la nostra mancanza e viene e mette la mano sulle spalle e dice: vieni di qua, camminiamo in modo diverso. Questo si chiama amore. Perciò esortare agli altri è una dimostrazione di amore alla persona. Esortare agli altri è una dimostrazione di amore alle persone che noi abbiamo vicino a noi. Tu esorti gli altri, tu incentiva gli altri, tu cammina con gli altri in modo che l'altro possa percepire questa dimostrazione di attenzione tua verso loro. Quanto è bello vedere questa dimostrazione di Dio che ci esorta, perché Dio ci ama.
è questo amore di Dio. In questo brano Dio continua a parlare perché Dio esorta, perché Lui riconosce che noi siamo i Suoi figli. E o brano dice così, e riconosce tutti come figli. Versetto numero 7, sempre in Ebrei 12, versetto numero 7. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è o figlio che o padre não corregga? Qual è o figlio che un padre não esorta? Qual è o figlio che o padre não si fa presente? Ma se siete esclusi dall'esortazione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Dio ci esorta, Dio lavora nella nostra vita con attenzione perché Lui ti ama. Lui ci esorta, Lui manifesta la sua attenzione sulla nostra vita perché siamo figli. E quando esiste questa azione di Dio, noi dobbiamo sentire due cose preziose. Sono figlio e sono amato. Quando tu percepisci che c'è un fratello, una sorella che agisce in modo di attenzione verso di te per una correzione, un'attenzione verso di te per un entusiasmo di una crescita nella tua vita, un fortificare nella tua vita, è perché questo fratello ti ama e ti senti parte di una famiglia. Perciò esortare un agli altri fa parte di una storia di camminare insieme. Ancora sempre in Ebrei 12, adesso no versetto 10. Ebrei 12, versetto 10, c'è o terzo punto importante. Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma Ele lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Dio manifesta questa esortazione, questa azione di entusiasmarci, di un'attenzione verso di noi perché ci ama, ci vede come figli e è per il nostro bene. Perciò le azioni di Dio in questo modo. Perciò esortare un agli altri per amore, fare parte di una famiglia, è per il bene dell'altra persona. Oppure quando qualcuno fa per noi, è per il nostro bene. Perciò esortare un agli altri è un'azione che noi dobbiamo avere in disciplina dentro della nostra comunità e come chiesa, come persone, per un progresso della nostra vita spirituale e per la crescita della nostra vita spirituale. Amare è esortare. Fare parte di una famiglia è esortare. Vedere il bene dell'altro è esortare. Va avanti, continua. C'è questa parte della tua vita che tu devi ancora essere più bravo, più capace. Stiamo insieme, è per il tuo bene. Sempre in Ebrei 12, continuiamo in Ebrei 12, viene il quarto punto. Ebrei 12, versetto numero 11. È vero che qualunque correzione oppure esortazione, in questa versione, in quel momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Ma in seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò la esortazione divina, la esortazione che è guidata dallo Spirito Santo, produce frutto pacifico, un frutto di giustizia. Un agire di esortare, nós stiamo cominciando a manifestare, seminando, poi già producendo un frutto di giustizia, un frutto pacifico di pace, un frutto perché la persona sarà più matura, la persona crescerà in questa area. Perciò già abbiamo visto 4 punti importanti. Esortare perché ama, fa parte della famiglia, è per il bene della persona, oppure se riceviamo questo per il nostro bene, e comincia a portare frutto di giustizia e un frutto di pace. E è interessante che è molto collegato a questo, che nel momento sembra, qualcuno mi ha fatto una correzione, sembra tristezza, ma no, produce un frutto nel futuro. In Giobbe, capitolo 5, andiamo adesso al Vecchio Testamento, Giobbe, capitolo 5, nel versetto 17 e anche il versetto 18 dice così, Giobbe 5, 17 e 18, e qua possiamo vedere l'altro punto, beato, felice, felice, felice l'uomo che Dio esorta, tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente.
Interessante questo versetto, no? Non disprezzare la lezione, un insegnamento dell'Onnipotente. Perché Ele la fa la piaga, ma poi la fascia. Ele ferisce, ma le sue mani guariscono. Esortazione porta guarigione. È una lezione che produce guarigione nella nostra vita. Esorta perché ama, esorta perché fa parte di una famiglia, esorta perché produce frutto di pace e di giustizia, esorta perché è per il nostro bene, esorta perché guarisce. Perciò esortare negli altri è tutto questo nella vita dell'altra persona. O quanto è bello vedere la crescita spirituale di qualcuno tramite le esortazioni. Quanto è bello vedere la crescita di una persona tramite un stimolare quella persona a un passo ancora più profondo di fede nella vita cristiana. E è questo che noi dobbiamo vivere e camminare come suoi figli. 2 Timoteo 3, 16 e 17. È un testo che noi conosciamo, questo 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, 16 e 17. E la esortazione c'è una base. È questa. La parola del Signore. Esortazione è la parola. Perciò Ebrei 3, 16 e 17. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, riprendere, esortare, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ogni scrittura è ispirata da Dio per esortare, correggere, per stimolare, per agire nella vita della persona. La parola di Dio è la base dell'esortazione. Perciò noi dobbiamo vivere questa conoscenza della parola per questi stili di vita nell'altra vita, perché l'altra persona possa camminare in questo modo, esortare a questa caratteristica. Perciò che Dio usa i suoi figli per questo proposito. 2 Timoteo 4, 1 a 5. 2 Timoteo, più avanti, eravamo sul capitolo 3, adesso 4, 1 a 5, dice così. Ti scongiuro davanti a Dio e Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta com ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Per il purito di udire si cercheranno maestri e gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie della verità e sovvolgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolge o compito di evangelista, adempie fedelmente o servizio. Stiamo vivendo un periodo oggi che le persone sono molto sensibili, piena di sensibilità, che noi non possiamo tante volte parlare neanche di una cosa bella, puoi immaginare di un'esortazione di un'area della sua vita che deve crescere. Il testo dice così: ci sono tempi difficili che le persone non sopporteranno la sana dottrina. Ma nella parola ci dice qua, e ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo, che tu possa predicare a parola, insistere con la parola e esortare con insegnamento e pazienza. Esortare negli altri è un principio biblico, nonostante che la gente non vuole, ma fa parte di una crescita spirituale. Perciò esortare sono questi punti importanti. È per amore, fa parte di una famiglia, è per il nostro bene, produce frutto di giustizia e pacifico e pace, corregge, si usa la parola per questo e noi siamo servi del Signore per manifestare questo. Sono questi 6 punti importanti in questo principio di esortazione che noi non possiamo dimenticare. E dobbiamo esortare mutuamente e avere questo atteggiamento verso gli altri. E adesso andiamo alla seconda parte di questo studio. Perché esortare? E novamente ritorniamo a Ebrei capitolo 3, 13. Perché esortare? Perché 3,13 dice così: ma esortatevi a vicenda in ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi vi indurisca per la seduzione del peccato.
Nós devemos exortar em modo de persona para que não se endureça do pecado. Que coisa se endureça do pecado? Sabe quando o pecado, quando entra na vida de uma pessoa e a pessoa é checa? C'è una espressione qua in Italia molto bella quando dice così, sembra che la persona ha un prosciutto sugli occhi. Ossia, la persona non riesce più a vedere le cose semplici, le cose banali, perché il peccato ha ciecato. Perciò si deve esortare subito, prima che la persona non subisca questo indurimento dal peccato. Perciò perché noi dobbiamo esortare? Prima che la persona non sia accecata dal peccato. Secondo ponto, perché noi dobbiamo esortare? Perché está in 1 Corinzi 11, 31 a 32. 1 Corinzi 11, 31 a 32. Noi dobbiamo esortare perché la persona non si indurisca con peccato. E 1 Corinzi 11, 31 a 32 dice così. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite, e qua comincia a parlare di mangiare, aspettate un per gli altri. E quanto è importante vedere qua. Noi dobbiamo esortare in modo che le persone non possa avere la stessa condanna del mondo. Non entri nella storia che il mondo sta soffrendo oggi nel peccato. Eu devo esortare perché la persona non sia accecata del peccato, non si indurisca com o peccato. E eu devo esortare in modo che la persona non sia condannata come il mondo sarà condannato da quello do modo stile che sta vivendo. E terzo e ultimo punto está em Provérbios 10, 17. Perché noi dobbiamo esortare? Provérbios 10, 17. Chi tiene conto la correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso della riprensione si smarrisce. Perciò se noi dobbiamo esortare per istruire la persona nel cammino, nelle strade della vita. Chi tiene conto delle esortazioni segue il cammino della vita. Perciò esortiamo perché non si indurisca con peccato, non sia accecato con peccato, che la persona non viva la stessa condanna che il mondo sta vivendo, tutte le conseguenze del peccato, e che la persona possa seguire il cammino della vita. Perciò l'importanza di esortare. Come esortare? E quando possiamo vedere in Galati 6.1, Galati 6.1, dice così: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzateli con spirito di mansuetudine. E bada bene te stesso, che anche tu non sia tentato. Eu devo esortare in quale stile? Con mansuetudine. Noi non siamo giudici di nessuno. Quando percepiamo una persona che ha bisogno di un'esortazione, spirito di mansuetudine. E attenzione, perché il prossimo a stare in quel problema sono io. Perciò io non posso giudicare nessuno e non sentirmi superiore a nessuno. La superbia è pericolosa. Perciò, con spirito di mansuetudine, seconda caratteristica, considerazione a questa persona. Andiamo nuovamente a Ebrei 10. Sono tanti testi biblici, perché è un studio biblico e è importante di vedere nella parola la base. Ebrei 10, 24 25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono di solito fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, con considerazione, dando considerazione alla persona. Questa esortazione si deve fare sapendo che il tempo si sta avvicinando. Perciò io devo fare questa esortazione considerando quella persona come parte della mia storia, della mia vita, per non abbandonare questa congregazione, non abbandonare questa adunanza, questo gruppo, e sapendo che il giorno di Cristo sta arrivando. Terzo punto, sta in Romani 15, 13.
Romani 15:13. Ora Dio della speranza vi riempia di ogni gioia, di ogni pace di fede, affinché abbondiate nella speranza con la potenza di Dio. Ok, noi dobbiamo esortare con bontà e con conoscenza della parola del Signore. Perciò che quando noi facciamo la considerazione, quando la esortazione, è perché noi dobbiamo avere la conoscenza della parola, ma anche con bontà e con longo animo. Questo sta collegato con 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Exorta com ogni tipo de ensinamento e com paciência, com longo ânimo. Longo ânimo, avere ânimo lungo, ânimo lungo verso questa persona. La pazienza. È in questo modo che noi esortiamo. Con mansuetudine, considerando questa persona come parte della mia storia, con bontà e con lungo ânimo, longanimità. Perciò è una caratteristica importante. E l'ultima caratteristica di come esortare sta in Proverbio 27:5. Proverbio 27:5. Meglio riprensione aperta che amore nascosto. Perciò quando noi esortiamo una persona è con chiarezza, con trasparenza. Perciò noi dobbiamo essere chiari e trasparenti, non possiamo nascondere. Noi dobbiamo vedere e parlare. Quanto è bello e prezioso camminare una persona che è trasparente, chiara con noi e parla delle nostre vite, della nostra caratteristica che deve essere trasformata e cambiata o migliorata. Esortare è questo, è un'attenzione verso questa persona. Perciò sono queste caratteristiche: mansuetudine, considerare parte di me, bontà, con pazienza, lungo animo e con chiarezza e con un proposito questo. Quando esortare sta in 1 Tessalonicesi 5:14. 1 Tessalonicesi 5:14. Dice così: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e essere pazienti con tutti. Quando tu vedi che c'è qualcuno disordinato, quando tu percepisci che qualcuno sta perdendo l'animo, quando tu percepisci che qualcuno sta in debolezza. Perciò io devo prendere questo disordinato, esortare un cambiamento. Quello che sta perdendo animo é dar um incentivo, um apoio, e quello che sta si indebolendo, sta si debole, é dar uma força a lui. É in quel momento che io devo entrare nella vita di questa persona. E é quale persona che io devo esortare? E per finire questo studio, l'ultimo punto è questo: quale persona? Non sono tutti. Non sono tutti. E è interessante che la Bibbia lascia molto chiaro questo. E vediamo qua in Eclesiasti 4:13. Eclesiasti 4:13. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. Eu devo dare di esortazione, camminare con esortazione a quelli che sono saggi e non gli stolti. Perciò sono delle persone che sono stolti che non vogliono ascoltare. A questo no. Ma i saggi sì, è questo che voglio camminare. L'altro testo è Proverbi 13:1. Tante volte noi esortiamo le persone e non ci sono ritorno e perdiamo l'animo di esortare, ma è perché la persona è stolta. E l'altra caratteristica sta in Proverbi 13:1. Il figlio saggio ascolta le istruzioni di suo padre, ma il beffardo non ascolta i rimproveri. Il beffardo non si deve esortare, perché non vuole crescere, non vuole imparare. Questa persona che è ironica, che ha il cinismo come caratteristica, noi non possiamo esortare. È un consiglio che la parola ci dà. Perciò le persone con queste caratteristiche, un beffardo, un stolto, non vale a pena, staremo perdendo le parole e come la Bibbia dice, è dare delle perle ai forti. Perciò non sono
o persona che noi dobbiamo stare camminando e esortare. Dobbiamo stare attenti. Ai sadi, sì. O filho sadio ascolta. Una persona sadia ascolta e vuole crescere. E sono queste caratteristiche. Perciò eu devo stare próximo e vicino a queste persone. Ma o befardo, no. Sono le persone che noi dobbiamo lasciare indietro. È quello che la parola ci insegna. Perciò finiamo questo studio con queste caratteristiche. Che cos'è l'esortazione, l'importanza, perché esortare, quando esortare e quale persona che noi dobbiamo esortare. Que Deus te benedica. Um grande abraço.